Eh, come, come articolo diciamo che anche ci sono alcune cose che avevamo anche segnato in relazione per la quali auspichiamo che vadano a buon fine, come insomma la realizzazione della PEA nella zona industriale Ponte Rosso, pur con le preoccupazioni che ha posto in discussione generale la mia collega, ovvero che insomma ci sembra un po' tardivo questa introduzione, viste le aperture, insomma le concessioni che sono state fatte a delle aziende del territorio che rilasciano forti inquinanti insomma in atmosfera. Per quanto riguarda, rimaniamo un po' perplessi, diciamo così, dal emendamento che ha presentato poco fa il consigliere Paviotti, che va anche un po' in contrapposizione con il discorso che faceva prima il consigliere Boem per quanto riguarda tutte le risorse stanziate per il dissesto idrogeologico e quant'altro, perché, e come sempre non è che lo diciamo noi, ma lo dice qualcuno che è ben più in alto di questa regione, insomma, che ha anche un ruolo ben preciso, lo dice l'ISPRA, e l'ISPRA dice che dagli anni 50 in poi, quando appunto si è introdotta la meccanizzazione nella lavorazione del suolo e quindi introdotti dei macchinari un po' più pesanti per l'aratura delle superfici agricole, bene, questa cosa è considerata dall'ISPRA e non da noi, come dicevo poc'anzi, una dei maggiori motivi di genesi dei fenomeni proprio di dissesto idrogeologico. Quindi va bene, va bene, non va bene, nel senso che abbassare le sanzioni è per una cosa che poi potrebbe insomma aumentare il dissesto idrogeologico, per poi stanziare un sacco di soldi per sanare questo dissesto, ci sembra alquanto insomma, assurdo come cosa. Noi abbassiamo le sanzioni per una cosa che in realtà potrebbe provocare dei problemi ben più grandi, anche economicamente parlando, alla regione stessa, insomma chi fa poi le opere. Quindi rimaniamo veramente basiti e magari insomma ripensateci un attimo.